Eccoci qua amici di Sardegna Turistica. Allora, siamo in compagnia della professoressa Anna De Palmas. Buonasera. Buonasera, Allora, per me è un grandissimo onore averla qua perché grazie. la stimo tantissimo. E siamo qui oggi con la professoressa in un luogo davvero fantastico che è il Nuraghe Iloi, che non è solo un semplice nuraghe, ma come poi vedrete nelle immagini ha tutto attorno anche tantissime capanne, il che sta a significare che ci fosse qua un bel villaggio e anche molto esteso. Noi stiamo proprio davanti al nuraghe di Loi. Il nuraghe di Loi è un nuraghe complesso, quindi è costituito da diversi corpi che sono stati durante il tempo uniti uno vicino all'altro, e si parte da un nucleo molto antico, diciamo un proto-nuraghe, che sta, diciamo, alla mia destra, e lo riconosciamo perché non ha una forma circolare in pianta, ma ha un corpo rettangolare, ma anche la muratura è molto ben distinguibile, e a questo sono stati aggiunti invece poi nel corso del tempo appunto una torre principale, che è quella che svetta, che sta più alta rispetto alle altre, e poi tre torri che sono unite da una cortina, quindi da una muratura, diciamo, che ha uno sviluppo sinuoso, no? Se la vediamo Sì. ha elementi curvilinei, elementi concavi, molto, diciamo, ha una tessitura muraria anche molto gradevole, insomma una bellissima tessitura A, muraria. a vederlo, allora quando si arriva qua, io vi invito a venire a vederlo perché è davvero fantastico. Nel sentiero che vi porta qui vi trovate davanti a questa muraglia che è davvero impressionante, davvero bellissima. Poi quando venite qua vi trovate dove siamo noi, che è l'ingresso, che questa sarebbe una delle torri. Certo, questa è una delle torri laterali ed è l'unica accessibile, per cui si può entrare qua dentro, però qua dentro c'è soltanto a una certa altezza un ingresso, un accesso che probabilmente metteva in comunicazione questa torre con un cortile inaccessibile, e bisogna specificare che le nostre ricerche, che in origine, che sono nate diciamo molti anni fa, il grosso dei lavori è partito negli anni 2000, però già degli anni precedenti sono stati fatti degli interventi. Il progetto era un progetto portato avanti dalla professoressa Giuseppa Tanda, prima quando era all'Università di Sassari, poi quando è andata all'Università di Cagliari. È un progetto molto importante di valorizzazione del territorio, e siamo partiti con l'idea che avremmo scavato questo nuraghe. Poi in realtà quando siamo arrivati qua e sono iniziati i lavori, ci si è accorti che avremmo voluto scavare il nuraghe, ma come penso anche molti di quelli che ci ascoltano sanno, per iniziare i lavori in un edificio nuragico occorre avere dei budget elevatissimi già in partenza, perché una volta che si inizia bisogna anche portare a Sì, termine i lavori, sì. e quindi ci siamo resi conto che dal punto di vista finanziario non ci sarebbe stata la prospettiva di completarlo, di finirlo, quindi abbiamo preferito concentrarci sull'esterno, mettere al sicuro il nuraghe, perché il nuraghe aveva dei grossi problemi, diciamo, di fratture verticali che interessavano anche l'architrave. Qua si Anche la vede che che trove l'architrave qua. è spezzata, prima era anche, diciamo, fuori asse. I restauri fatti intorno, mi sembra, al 2003-2004 hanno ricucito, diciamo, la tessitura muraria, hanno messo in sicurezza la struttura. Adesso sono in previsione altri restauri che interesseranno le parti alte del monumento, però quindi sono lavori che non interessano lo scavo delle strutture del nuraghe. Sì. Allora, diciamo a chi ci sta seguendo, che magari non è magari così appassionato di nuragico, magari vorrebbe esserlo, però non essendo del posto non sa certe cose. Di che periodo stiamo parlando? Cioè, partiamo dal proto-nuraghe, quindi siamo molto indietro, fino ad arrivare forse anche oltre l'età nuragica. Certo. Allora, dunque, parlando come in molti dei complessi nuragici che noi conosciamo, che visitiamo, bisogna sempre esercitarsi a scorporare gli edifici, perché Sì, un'età per tutto, no, non è corretto dare un'età per tutto, ma ogni cosa alla sua epoca. Quindi io prima ho detto, prima sicuramente viene il protonuraghe. Chiaramente il protonuraghe non l'abbiamo scavato, però, diciamo, dovendo proiettare sì, un'età, possiamo dire che del XVII secolo pensiamo che
sia plausibile che quella struttura ci fosse. Insieme, poi potremo vederlo anche andando nel villaggio, ci sono delle strutture, soprattutto una scavata, un'altra in realtà non è stata scavata ma è gemella, che dovrebbero essere contemporanee a questa fase di prima occupazione del luogo. E poi invece sono venute le altre strutture, quindi stiamo sempre parlando di fasi, siamo nel bronzo medio, quindi quell'età che ho detto prima, XVII secolo, corrisponde all'inizio del bronzo medio, a fasi abbastanza iniziali del bronzo medio, mentre in una fase piena, diciamo dovendo sparare un'età che naturalmente non è convalidata dalle indagini perché, ripeto, non abbiamo scavato le nuraghe, diciamo intorno al 1500, è plausibile che si sia realizzata la costruzione delle diverse torri voltate a Tolos. Quindi un complesso monumentale di grande rilievo, forse si può anche dire perché questo monumento così imponente è qua. Probabilmente lo si capirà quando andremo a vedere le tombe di giganti che sono qua vicino, perché lì si vede bene la posizione di questo complesso monumentale. Sta proprio su una punta avanzata del bordo dell'altopiano basaltico, che come molti dei nostri ascoltatori sapranno è la zona della Sardegna a più alta densità di nuraghi, quindi è sicuramente un punto privilegiato. Il punto è migliore di altri forse perché sta di fronte alla valle del fiume Tirso, cioè la valle che sta ai piedi di questo rilievo tabulare è la valle del Tirso. Qua siamo nella media valle del Tirso e quindi diciamo i nuragici potevano vedere il fiume, vedere anche sicuramente diciamo dominare un'area che doveva essere molto importante anche per gli spostamenti, perché noi sappiamo che lungo i fiumi ci sono le direttrici che permettono di attraversare l'isola. Voglio invece concludere il discorso di adesso facendo capire a chi ci segue che quindi questo complesso qua ha avuto un periodo molto lungo d'uso, fino, adesso lo so che non avete scavato quindi non ci sono molti indizi, ma secondo lei fino a che periodo può essere stato usato questo complesso? Allora, potrei barare dandogli una risposta molto sicura. In realtà potrei farlo perché abbiamo i dati della tomba dei giganti. Ecco. Quindi le tombe dei giganti sono sicuramente le sepolture delle persone insediate qua nel nuraghe, e quindi possiamo dire che dall'inizio del bronzo medio, perché i materiali della tomba ci parlano dell'inizio del bronzo medio, la frequentazione è continuata per tutto il bronzo medio, nel bronzo recente, è continuata da quello che ci dice la tomba anche nel bronzo finale, nella prima età del ferro. Quello che noi senza lo scavo non potremo mai sapere è come era quest'uso, cioè noi pensiamo sulla base naturalmente dei confronti con altre aree, con altri monumenti analoghi, che l'uso è cambiato nel corso del tempo, quindi se nelle fasi diciamo di primo impianto del bronzo medio possiamo pensare a una fase di vita, frequentazione a scopi abitativi, quindi che cosa si trovano all'interno dei monumenti nuraghi? Si trovano dei tegami, dei focolari, delle macine, delle stoviglie per l'uso quotidiano, per conservare i cibi, per consumarli. Per le età successive, in diversi casi, non è, insomma, però c'è una buona frequenza, diciamo, una buona frequenza statistica di questi casi, il nuraghe viene riutilizzato per scopi che non sono quelli abitativi, quindi se le prime comunità insediate stavano all'interno, vivevano anche all'interno del nuraghe, nelle fasi successive il nuraghe viene utilizzato sicuramente, quindi viene usato, non viene abbandonato, però con usi differenti, e infatti penso che potremmo dire qualcosa anche guardando il villaggio che sta intorno, perché il villaggio di Iloi, come tanti altri villaggi di altri complessi nuragici, presenta il fatto che c'è uno sfasamento cronologico, no? Quindi il nuraghe sappiamo che quelle dovevano essere le sue fasi costruttive, quindi bronzo medio e bronzo recente.
mentre la vita successiva a quella del bronzo finale della prima età del ferro, la vita si sposta nel villaggio, perché il villaggio di Loi, che in parte è stato scavato, ha dato soprattutto attestazioni di queste fasi avanzate, quindi di una fase in cui il nuraghe presumibilmente aveva perso la sua funzione originaria e la vita si era spostata nelle strutture del villaggio. Allora adesso qua ci siamo spostati e siamo venuti nella parte del villaggio. Queste sono le famose capanne, che sono tutte attorno al complesso nuragico. Da quello che so io, adesso poi qua mi correggerà, ho capito che il villaggio deve essere molto esteso, cioè non solo quello che vediamo qua, ma anche molto più in là di quello che vedo io qua a vista. Sì, sicuramente allora, è più esteso rispetto a quello che si vede dell'emerso, però c'è anche da dire che dunque soprattutto si sviluppa, diciamo, alle spalle del nuraghe, ma non per altro, perché il nuraghe sta proprio verso il bordo del pianoro, quindi non ci sarebbe spazio davanti, perché c'è il bordo, anzi c'è proprio anche un rinforzo con un muro fatto proprio in epoca nuragica per tenere ferma forse una frana che è naturale in questo tipo di formazione geologica. Quindi dicevo, si vede qualcosa, ma è importante precisare che prima dell'inizio degli scavi non si vedeva niente, quindi queste strutture che voi vedete adesso riportate in luce dagli scavi non si vedevano, quindi il sedimento, diciamo il piano di calpestio stava sopra queste strutture, non si vedevano, proprio qualche pietra veniva fuori, affiorava, ma non si poteva capire che faceva parte di una struttura. E invece con lo scavo, che non è ancora finito, nel senso stiamo ancora scavando, anche quest'anno intendiamo riprendere gli scavi, emergono delle strutture circolari, ma non solo circolari, ci sono anche delle forme un po' più irregolari, e alcune di queste hanno l'atipico aspetto delle strutture delle fasi finali, quindi del bronzo finale, dell'età del ferro, cioè strutture collegate tra loro da piccoli tratti murari che compongono delle unità abitative, quelle cosiddette a insula, diciamo a isolati, e qui ne abbiamo scavato, diciamo, quasi completamente uno molto interessante che sta appunto qua vicino e che ha restituito degli elementi che ci fanno capire che alcune delle strutture di Iloi non erano semplicemente delle strutture abitative, queste del villaggio, ma avevano anche degli altri usi, perché la struttura 7 che fu scavata appunto dalla professoressa Tanda ha restituito un contesto cultuale di grandissimo interesse, e come forse per uso non domestico doveva essere la struttura che è vicino a noi, la struttura numero 3, che è una grande base circolare con un diametro molto importante, un'altezza di quasi 1,70 m residua, che ha restituito al centro un basamento di pietra, e nei pressi di questa struttura è stato trovato un frammento di modellino di nuraghe che fa pensare che potesse essere quella la sede, quindi al centro di questa struttura. Quindi una situazione, diciamo, molto di grande interesse, perché sono stati ritrovati dei materiali interessanti proprio vicino alla struttura 3 e all'esterno di essa. Anche gli scavi più recenti hanno messo in luce delle strutture, diciamo strutture non stabili, nel senso strutture fatte anche di terra cruda, legate ad attività metallurgiche. Quindi abbiamo trovato dei crogioli, abbiamo trovato delle tuyere, cioè diciamo dei tubi di argilla che servivano per insufflare l'aria nel focolare, perché l'aria per la fusione, il fuoco della fusione deve raggiungere temperature elevatissime, e quindi quello è un sistema molto documentato nella preistoria, e quindi vicino a questa struttura abbiamo trovato questi elementi. Interessantissimo. Allora qua mi sorge subito la domanda spontanea: negli scavi che avete fatto fino adesso, cosa è stato ritrovato, per esempio, oltre al modellino che ha detto lei? Il modellino è di diversa ceramica che, come appunto si sa,
è l'indicatore principale, è quello che ci fa capire anche, ci permette di risalire alle epoche. In quest'area di Loi, nel villaggio, noi abbiamo fatto fare anche delle datazioni radiometriche, quindi con degli elementi organici, e abbiamo una serie di datazioni, per esempio la struttura 3 che ha un paramento murario molto organico, molto ben definito, una bella muratura, ha comunque restituito, diciamo, un carbone, ha dato una datazione di pieno bronzo medio, e anche abbiamo ritrovato dei materiali di questa fase. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che anche se poi la maggior parte dei materiali erano di un'epoca successiva, è documentato in tanti complessi sardi il fatto che questi villaggi avessero un impianto magari di poche strutture abitative anche durante il bronzo medio, durante il bronzo recente, e poi queste venissero in qualche modo ristrutturate e avessero una nuova vita nel bronzo finale. Quindi alcune sono costruite nel bronzo finale prima età del ferro, altre sono ristrutturate da fasi precedenti. Quindi abbiamo trovato materiale anche decorato, frammenti di pintadere, dei vasi integri, elementi di metallo, abbiamo trovato appunto lesine, frammenti di spade, di pugnali, insomma una ricca documentazione e tantissimo materiale ceramico, che appunto è quello che poi ci consente di stabilire la cronologia, le date, ma anche la funzione, perché alcuni di questi materiali, come il bellissimo vaso piriforme decorato con una punta sottilissima ritrovato nella struttura 7, è sicuramente un vaso legato al culto, non è un vaso per la vita di tutti i giorni, ed è molto importante questa struttura perché si ha una decina di datazioni che coincidono tutte per lo stesso periodo, che ci permettono di ricondurre questa struttura alla prima età del ferro. Voglio dire che vi ricordo che siamo sempre qui con la professoressa Anna De Palmas e siamo qui a Sedilo, che tra l'altro è un luogo che ha anche un suo museo, quindi penso che molti di questi reperti probabilmente sono lì. Questi che vi ho nominato sono lì. Perfetto. Sono al Museo del Territorio di Sedilo, su richiesta, chiamando in comune o mettendosi in contatto con l'Associazione Archeologica Iloi. Si può prenotare una visita e vedere quello che il museo offre. Sì, tra l'altro le ricerche archeologiche nel territorio di Sedilo sono iniziate nel 1985 nelle Domus Deianas di Lochele e sono proseguite ancora oggi. Continuiamo, quindi è un'epoca veramente, una lunghissima stagione di scavi. Adesso appunto c'è un importante finanziamento per il restauro, che è la cosa che ci preme anche di più, perché le parti alte, abbiamo detto, sono particolarmente sensibili diciamo, al decadimento, perché basta un inizio di piccola frana che le pietre continuano a scivolare, quindi è urgentissimo bloccare, ma il cantiere partirà insomma, a brevissimo, sarebbe già dovuto partire, ma partirà molto a breve. Allora, adesso continuiamo con qualche curiosità qui delle capanne. Allora, qui per esempio siamo all'ingresso di una capanna. Le faccio una domanda. Allora, quindi questa era probabilmente la base, quindi poi sopra veniva chiusa con magari i rami, insomma, con materiale che oggi è impossibile ritrovare, quindi certo, legno. Lei le ha chiamate capanne e in realtà nella letteratura archeologica sarda, è vero, si trova questo nome. Devo dire, a me piace chiamarle case perché sono delle strutture di muratura molto solida. Il muro perimetrale è intorno sempre a 1 metro, 80 centimetri, 1 metro, è un doppio muro molto largo. Perché molto largo? Perché, come diceva lei, deve poggiare la struttura lignea, che non è una struttura diciamo di frasche, è proprio una struttura con dei travi di una certa potenza, alternata a travi più piccoli che fanno un tessuto che permetteva sicuramente una definizione del tetto e una chiusura abbastanza soddisfacente. Insomma, noi ci immaginiamo queste case
tutto sommato degli spazi abbastanza confortevoli, nel senso, e grandi. sono grandi, sì. Sono confortevoli, hanno sempre un pavimento, questo addirittura questo è un pavimento di grandi lastroni. È un po' difficile capire se sono dei lastroni messi in opera o dei lastroni o una fessurazione del banco, perché c'è dello spazio tra una e l'altra, forse questa seconda ipotesi, cioè che c'è un livellamento del banco roccioso naturale. Però è un pavimento molto ben strutturato, così come lo era il pavimento dell'altra struttura che gli sta accanto, che aveva addirittura un acciottolato, una parte imbattuto, quindi sono delle strutture ben organizzate. E qua in realtà non abbiamo trovato quasi niente, quindi non abbiamo trovato degli arredi, delle strutture. Nell'altro, nella struttura 3, oltre al basamento centrale di pietra, che è un blocco monolitico, di pietra è stato trovato i resti di un focolare che però non stava al centro ma stava di lato, appoggiato a una parete, quindi dei livelli di cenere e di terra battuta, una discreta potenza anche come focolare. Però quell'altra, appunto, questa tutto sommato è di dimensioni un po' più piccole rispetto ad altre come la 3 che sono molto grandi. E sono circolari, mentre ce n'è un'altra accanto, una grandissima struttura rettangolare che è quella che noi pensiamo sia della fase più antica dell'insediamento, quindi dovrebbe essere una struttura abitativa dello stesso periodo del protonuraghe. In realtà le dimensioni, i confronti più vicini sono con le strutture di Tancamán di Nuoro, che sono strutture del bronzo medio iniziale, e infatti i pochi materiali ritrovati qui a Iloi in questa struttura sono materiali di quel periodo, insomma. Allora, ho visto nelle varie case che in una ho visto anche una pietra incava così, come se fosse usata, non so, per macinare o per qualcosa del genere. È possibile? Sì, è possibile. In realtà non l'abbiamo trovata qua. È normalissimo in questo tipo di struttura la pietra circolare della macina. Sì. No, in questa struttura rettangolare che vi ho detto c'è una cosa molto particolare, perché c'è una parte del pavimento che è costituito dalla roccia naturale, dal banco naturale, che ha un effetto naturale, cioè il raffreddamento della lava basaltica è avvenuto con un vortice. Dopo vi faccio vedere l'immagine. È molto suggestiva, sicuramente colpiva, insomma è come se uno mantenesse all'interno della casa un elemento decorativo naturale, insomma è molto, colpisce molto, ecco, molto bello. Anche io mi sono chiesto. Purtroppo si rovina come la roccia lasciata esposta, però è molto interessante. Però i geologi che l'hanno esaminato appunto sono concordi a dire che è un elemento naturale. Sì. Allora, ho un'altra curiosità riguardo alle case, perché mi sono accorto che in alcune di queste, come per esempio, vedrete voi le fotografie mentre la professoressa ne parla, come delle finestrelle attorno nel muro, ci sono come delle finestrelle come quella che vediamo lì. Cosa poteva Ci sono delle essere? nicchie, Come delle nicchie. Sono dei ripostiglietti, quindi come se fosse un armadio. Come un armadietto a muro, piccolo, perché comunque ci sta poca roba, sì. Noi chiaramente non abbiamo trovato niente, anche perché c'è da dire che tranne la struttura 7 in cui si è trovato tantissimo perché c'è stato un evento non voluto, sicuramente c'è un incendio che ha distrutto tutto e quindi la struttura è stata abbandonata e per fortuna appunto c'è rimasto tutto per quella ragione. Gli altre sembrano che siano state abbandonate nel corso del tempo dopo che i loro abitanti hanno avuto tutto il tempo per ritirare tutto. È interessante che proprio la 3, le datazioni più recenti invece della struttura 3 sono intorno al VI secolo a.C. Quindi in realtà è stato trovato un frammento di anfora etrusca, insomma c'è qualcosa sicuramente che ci dice che il villaggio di Iloi è proseguito anche in fase abbastanza avanti, in fasi di cui noi non conosciamo tanto per quanto riguarda le modalità insediative. Purtroppo non sono indicatori forti perché sono solo alcuni frammenti ceramici e alcune datazioni. Bisogna ancora scavare per riuscire a trovare altri indizi che consentono a loro di studiare e avere qualche dato più certo.